ENIP, quelli che aprono le porte e vengono a scuola, ragazze e ragazzi, ogni anno sono circa 4.000. ENIP è conosciuta per i giovani, ma l'attività che noi facciamo con gli adulti è molto più alta. A fronte dei 4.000, gli adulti che fanno percorsi da noi sono 7.000 all'anno. Quindi ogni anno, diciamola così in maniera semplice, più di 10.000 persone entrano nei nostri laboratori. Cosa fanno? Se sono giovani, oggi fanno un diploma, conseguono un diploma tecnico professionale. Per chi è del settore è un quarto livello EQF. Quindi escono e fanno un percorso di un diploma. Cosa caratterizza la formazione? È molto semplice. 50% in aula, 50% in laboratorio. Soprattutto man mano che si va avanti, il primo anno si fanno ore stage, il secondo anno si fanno ore stage in azienda, sempre di più, si arriva al quarto anno dove si fa metà a scuola, metà in impresa. Fantastico. È il sistema duale all'italiana che è molto più sano di quello tedesco, quindi un ragazzo farà il 50% del suo tempo nel laboratorio artigiano.